Buongiorno a tutti, eccoci, siamo ritornati con la nuova puntata di Arte Cultura E, sempre qui su Veneto Globe. Grazie mille a tutti che ci seguite e siete così numerosi. Oggi la puntata verterà sullo sport, e in particolare sul ciclismo. Infatti vedete alle mie spalle che c'è un indizio del nostro ospite qui con noi che ve lo rivelerò subito dopo la pubblicità. Eccoci tornati, adesso io presento il mio ospite, che voi conoscerete sicuramente molto bene. Qui con me c'è Andrea Vendrame. Buongiorno a tutti. Ciao Andrea, grazie per essere qui con noi. È un piacere avere un campione del ciclismo, nostro locale oltretutto, quindi è ancora merito perché porti alto l'onore anche di Conegliano, quindi è importante questo. E abbiamo messo sullo sfondo questa bella immagine tua della vittoria della tappa dell'anno scorso, del Giro d'Italia, insomma tanti complimenti e belle soddisfazioni. E cosa potrei chiederti di bello? Da dove nasce questa tua passione per il ciclismo? Ma intanto è iniziata fin da piccolo, quando avevo 6 anni. Diciamo che correvo con una piccola bici sul cortile dei nonni e c'era questo famoso postino che faceva l'allenatore del paese di Santa Lucia di Piave. E pertanto mi chiese perché non vieni con noi a correre, a provare, no? E un giorno, un po' spinto da lui, un po' spinto da mio zio che faceva il giudice di gara, abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, no? Avevo provato un po' tutti gli sport, però mi era andata abbastanza male, soprattutto col judo mi ero slogato una caviglia, quindi Hai capito che il tuo sport diciamo che dovevo cambiare, ecco. e hai trovato la tua strada con il ciclismo. Abbiamo trovato la strada soprattutto perché la prima corsa che disputai la vinsi, no? E per un bambino di 6 anni vincere la coppa con i fiori vabbè, un po' meno, però la coppa era come vincere Certo. la cosa più grande al mondo, no? E da lì intrapresi la carriera, chiamiamola così, di ciclista. Bravo. Beh, alla fine tutti ci sentiamo un po' succede qualcosa, ci porta e siamo indirizzati verso qualcosa, ma lo capiamo strada facendo qual è il nostro percorso. Poi è bello che si trasformi poi in la nostra professione anche, perché comunque diventa anche una professione facendo quello che ti piace, perché Sì, diciamo che la prima parte di carriera, chiamiamola così, è stato più un gioco, una passione, no? Una volta finiti gli studi, da lì è iniziato praticamente il lavoro, chiamiamolo così. E una volta venuto il passaggio nel mondo del professionismo, da lì si è concretizzato il tutto, ecco. è stata comunque abbastanza veloce, perché comunque tu sei giovane, quindi sì, hai fatto bei passi da gigante, come si suol dire, la tua bravura, l'impegno, perché comunque per raggiungere i risultati credo ci voglia tanto impegno, tanto sacrificio e beh, credo che lo sai meglio di me, perché sennò non saresti neanche a questi livelli, quindi c'è un lavoro dietro, oltre a quello che noi vediamo da fuori, ma Beh, sicuramente c'è sempre stato un lavoro, un minimo di impegno durante gli allenamenti perché sennò altrimenti non arrivi da nessuna parte, ecco. Magari fino alle categorie giovanissime puoi avere talento e avere il fisico un po' più sviluppato, quindi riesci tranquillamente a portare a casa dei risultati, ma poi man mano che cresci devi impegnarti sull'allenamento, quindi
torniamo al discorso quando andavo a scuola, mangiavo mentre spiegavano i professori, tornavo a casa, prendevo la bici e uscivo subito in allenamento, ecco. Quindi è stata abbastanza difficile questa storiella, diciamo, scuola, ciclismo. Purtroppo in Italia sappiamo che è così, non arriva un supporto dallo Stato per atleti di livello e quindi devi Eh, convivere in queste situazioni, no? diciamo che sono un po' forse snobbati, un po'... Ma forse non spingono molto sul hanno discorso altri sportivo, mm, concentrati su qualcos'altro forse. ma sicuramente sì. Vedo anche realtà differenti come il Belgio, Francia, Certo. hanno mentalità differenti sul discorso sportivo, scolastico, ecco. E qui in Italia non esiste ancora un qualcosa che ti permetta Sì, sì. di- E speriamo di che provare a scoprire il tuo talento, insomma, ecco, sì, dovrebbe esserci più un incentivo, più una motivazione anche. giusto. E speriamo che questo possa anche accadere in futuro, quindi siamo qua anche per questo e si spera. Nel periodo Covid, quello che stiamo vivendo noi adesso e dall'inizio della pandemia, com'è che hai vissuto tutta questa tua professione, comunque passione, e il tuo lavoro e la corsa? Come sei riuscito comunque tra allenamenti, tutto? Sì, Diciamo che è stata abbastanza complicata, ecco. L'inizio della pandemia è stato inizio 2020, inizio 2020 io ero in Australia addirittura, quindi tutt'altra parte del mondo, no? E nel ritornare a casa avevo paura, mi sono trovato nell'aeroporto di Singapore con tutta la gente con le mascherine, tutti imbacuccati, non sapevi cosa stava accadendo, no? certo. E poi rientrato in Italia, sono partito subito per gli Emirati Arabi, e che lì trovarono due ragazzi positivi di un'altra squadra. Il problema è che mangiavamo tutti sullo stesso hotel, tutti sullo stesso buffet, tutto insieme praticamente 24 ore su 24, tra virgolette, e lì ci bloccarono e ci mandarono a casa proprio con un aereo di salvezza, chiamiamolo così. Da lì in poi c'è stato proprio il blocco totale, che inizialmente a noi ciclisti professionisti era permesso di andare fuori, allenarsi e continuare il nostro lavoro, diciamo. Poi c'è stato il blocco anche lì e quindi mi sono preso gli amati rulli, mi sono messo sulla terrazza di casa e pedalavo lì come un criceto. Hai fatto E anche tu quello che potevi? sì, quello che potevo, la squadra era consapevole, poi hanno bloccato sia in Francia, sia in Belgio, un po' dappertutto, Certo. ecco. Quindi la squadra si è ampliata un po' come mentalità e abbiamo fatto quello che si poteva, ecco, rimanere in casa e rispettare le regole e allenarsi come si poteva, ecco. Perché anche adesso, a parte i vaccini, comunque, il periodo di pandemia ancora ci siamo ancora dentro e speriamo che inizi veramente adesso a liberarsi qualcosa e a lasciare un po' più di... Quello, oltre alle categorie sportive, un po' tante categorie, perché qui in trasmissione io ho cominciato con Bruno Zanetta, che forse conoscerai, e quindi proprio per dare un po' di appoggio e sostegno a tutte quelle realtà e a tutte quel settore che era più colpito dalla pandemia, quindi siamo andati proprio nell'arte, la cultura, ma anche abbiamo avuto proprio imprenditori delle varie discoteche, Certo. dei vari locali che hanno avuto modo di dire la loro, di fare da portavoce anche agli altri, perché comunque gli artisti dello spettacolo, cantanti, ballerini, professionisti, anche loro in quel periodo là e ancora adesso fanno sempre fatica a venirne fuori perché non sono stati tanto tutelati e quindi dopo a forza di comunque rivolte, perché nelle persone, questo è quello che ha portato la pandemia purtroppo e tante malumori e dopo c'è chi l'ha vissuta meglio, c'è chi
si è chiuso in se stesso, c'è chi ha mollato, c'è chi si è creato un'alternativa, perché comunque conosco altri sì, artisti, comunque cantanti che si sono reinventati un lavoro, hanno trovato un altro lavoro, hanno dovuto ricrearsi una vita. Non è stato facile, quindi tutti questi settori, quindi anche lo sport stesso, vissuto proprio con fatica. E quindi Certo. speriamo che adesso possa andare come si dice in salita, no? Si dice. Discesa. Meglio, sì, la salita l'abbiamo fatta, ma che vada tutto alla grande nel modo di Speriamo. dire. E che sia in discesa, quindi facile da viverlo. Speriamo. Sì, perché sennò è importante. E volevo chiederti un'altra cosa. Qual è stato per te il momento della tua vita più emozionante, o comunque quando, sempre parlando del ciclismo, o comunque cosa puoi dire, cioè, un momento o la situazione, qualcosa che hai vissuto più tua, più emozionante, che ti è rimasta più impressa? Ma penso alla vittoria del Giro d'Italia, appunto. Soprattutto perché vado a ripescare nel 2016 un incidente che forse non ero neanche qui a Certo. discuterne, ecco. Sei stato Ho molto avuto fortunato là. un incidente sì abbastanza grave, mi ha messo fuori per parecchi mesi, poi tramite Faresin, che è l'attuale mio allenatore, preparatore, e a Ciano Rui, che era il mio ex direttore in Zalf, siamo riusciti a recuperare un po' di mobilità e ritmo corse, il che mi ha fatto tornare ad essere competitivo e a passare professionista, appunto, no? E quindi la vittoria di tappa del Giro penso che sia come una riscossa, no? Certo. E quindi E anche una insomma, rivincita, una soddisfazione dopo, perché dopo quello che ti è sì, successo, dal letto di una ospedale a vittoria. tornare a vincere davanti a un Sì. pubblico così ti fa venire la pelle d'oca, no? E Certo. ti resta dentro. Ma questo è dipeso tanto anche dalla tua forza di volontà, nel crederci magari anche nella Ma ti dico tanti che fattori forse. inizialmente pensavo proprio di smettere di correre dopo l'incidente perché ho visto che al Meno giorno male che d'oggi non hai smesso. al giorno d'oggi non c'è nessuno che ti tutela sulle strade, quindi Esatto. pensavo appunto proprio di smettere per evitare ancora incidenti. E poi la voglia di riscattarsi, eccetera, c'era. E cosa vuoi che ci faccia? Forse ce l'ho nel DNA del sangue, la bici, e da lì ho ripreso, insomma, ecco, Mai mollare, come si dice. bisogna. Bisogna mai mollare, mai, sempre avanti. Bravo, perché insomma, dopo quello che ti è successo hai avuto una grande soddisfazione. Quindi, insomma, io te li auguro di continuarne a averne tante, perché comunque fai comunque, sì, diciamo che anche per le persone, che tutti quelli che ti seguono il giro, sei una soddisfazione per tutti qua, quindi. Lo spero, più che Eh, altro siamo rimasti in pochi qui della zona, no? E come corridori professionisti spero di regalare ancora emozioni appunto quello. per la gente che ci segue e per tutti i Posso tifosi, definirti un insomma. artista di strada? Ecco, si può dire così. Visto che trasmetti emozioni anche tu, perché artista è un nome che si dà più che altro dall'esterno, lo definisco, non è l'artista stesso che si definisce artista, ma secondo me come un cantante, come un ballerino, come un qualsiasi persona abile, secondo me trasmettere anche un'emozione. Quindi anche cioè, come i piloti, cioè chi sa guidare e il pilota che Certo. trasmette emozione, c'è differenza. Quindi anche tu che riesci a trasmettere emozioni alle persone è una grande cosa. Credo che sì, sono bellissime soddisfazioni e che te le tieni per tutta la vita. Sicuramente, Per sicuramente. quante, ok, soddisfazioni, perché tutti abbiamo le nostre soddisfazioni in denaro, le nostre soddisfazioni, però la soddisfazione maggiore è riuscire anche a questo, a dare e a vedere che il pubblico ti ama, ti acclama, ti segue, quindi il sostegno, perché, Sicuramente senza i tifosi certo, non ci vai da nessuna parte, ecco. Ho visto l'anno scorso che c'era questa limitazione Covid, ad esempio al Giro d'Italia, quindi meno pubblico non apporta quel calore che c'era nel 2021, no? E il 2021 è stato già più ricco rispetto al 2020, quindi beh sì, è stato emozionante. cambia, ecco. Certo, ma anche forse le persone, passato l'anno,
è cambiato anche qualcosa, poi c'è stato un ritorno indietro, sembrava di fare 2 passi avanti, poi uno indietro, 2 passi avanti, uno indietro. Per fortuna comunque sei riuscito anche te a portare avanti questo progetto che continui, Certo. quindi mi auguro insomma che tutto quello che succederà adesso sia soltanto un apripista per tutto, perché adesso cosa hai in cantiere che si può Cantiere, bah, intanto iniziamo una stagione svelare? la prossima settimana in Francia, farò alcune corse a tappe in Francia per poi passare alle classiche italiane, quindi Strade Bianche, Tirreno e Sanremo. Poi ci saranno le classiche delle Ardenne e da lì traccerò un bilancio se andare a fare il Giro d'Italia e Vuelta o altrimenti solamente il Tour. Vediamo un po' insieme ai direttori, la squadra, preparatori e quant'altro. Diciamo che sono 2 calendari abbastanza differenti, però emozionanti tutti e due, no? 2 grandi giri in un anno, o altrimenti solamente il Tour. Per di più con una squadra francese come la Certo. mia, Da quanto tempo boh, sei con questa squadra? quest'anno è il terzo anno, Ok. sì, sì, sì. Quindi speriamo bene, ecco, in qualsiasi calendario vada a cadere, penso Certo. che sia Beh, emozionante. certo, sicuro. E quindi non saprei neanche io come definirti, perché comunque tu hai già espresso molto del tuo sport. Come definiresti te il ciclismo? Il ciclismo, questa disciplina, posso chiamarla questo sport, questa passione, questo modo di vita, perché secondo me è anche un modo di vita, nel senso, perché è uno sport sia cioè comunque è competitivo, ma anche per se stesso. Credo che sia ambo le cose, non Sì, saprei come definirlo, come lo vivi tu diciamo che sia uno sport di squadra, senza la squadra non ci vai da nessuna parte, però certo, sei te che ci metti la forza e l'energia per è arrivare quasi a una sfida vincere, con te no? stesso. Sì, diciamo che tutti i giorni, anche in allenamento, è una sfida con me stesso, no? Migliorarti in quella salita di qualche secondo magari ti può portare a dire ok, sì, sono migliorato, sì, no, in corsa secondo me soffro meno, quindi ogni giorno c'è una sfida tra me e me. Infatti, E poi come definire ciclismo? Ciclismo lo definirei amicizia, no? Perché alla fine bello. siamo tutti rivali, però alla fine della fiera, una volta che sei arrivato, che hai passato la linea, siete tutti amici, no? Bellissima questa, Secondo bello, me bravo. e rilega anche il discorso dei tifosi, vedo tante volte il calcio che fanno a botte, chiamiamo così, no? Fanno scontri tra Mm. tifoserie. Qui non ho mai visto grandi cose tra tifosi di avversari o altri team, insomma, ecco, qui sono abbastanza tutti uniti, tutti tifano per tutti. È bello così. È la cosa più bella, penso, Certo. sì, sì. E beh, poi c'è questa unione che poi resta, no? Perché sono queste cose che ti porti dentro, oltre alle vittorie, quindi condividere le gioie, le emozioni, tutte queste cose qua Certo, insieme è bello e te le porti come bagaglio tuo, le porti, le trasmetti, te le tieni perché comunque servono anche della tua crescita e della tua soddisfazione sempre personale. certo. Del resto, beh, io, reduce dalla campagna elettorale, ho imparato bene come, e saluto il nostro sindaco Fabio Chies, vince la squadra. E anche lì cioè, impari veramente cosa vuol dire l'unione, cosa vuol dire lottare per qualcosa, per un obiettivo comune, che poi alla fine ci sono anche i rivali, perché comunque in campagna elettorale ci sono i rivali. Però dopo fai il sunto delle cose, no? E dici, sì, boh, arrivi, fatto questo, sei soddisfatto per quello che è successo e dopo è come una- una liberazione, poi dici, e poi ti trovi il gruppo con cui hai condiviso gioie, emozioni, dolori, ansie, e è bello perché ti ritrovi e sei lì. Certo, È una la cosa vittoria bella. collettiva. Certo. Poi la collaborazione, anche perché comunque per un obiettivo comune, anche se sei rivale, poi collabori per il bene comunque anche, esempio, posso farti un esempio con Eliano, quindi alla fine
tutto ciò che viene fatto è sempre per il bene che della città, quindi è bello anche questo. Impari tante cose proprio dalla squadra, che sembra poco importante, invece Invece è tutto il lavoro che importantissimo. c'è, e anche oltre tu comunque che ti metti l'immagine, ti metti la faccia, tutto il lavoro che c'è dietro, Vero. quindi non è soltanto una pedalata. Purtroppo tante volte la gente non capisce questi discorsi, Esatto. comprende solamente il discorso del vincitore e stop, però deve guardare anche cosa hanno fatto i compagni prima per portarlo a vincere, cose che sono abbastanza difficili da far capire, però per gli addetti dei vari sport lo sanno, ecco, Certo, quello che conta secondo me. è importante, sì. Adesso mandiamo un altro po' alla pubblicità e torniamo subito. Bene, siamo ritornati con il nostro Andrea Vendrame che ci ha raccontato un po' tutta la sua esperienza, la sua gavetta da giovane ragazzo che insomma sta portando avanti i suoi sogni, perché quello è alla fine anche è bello, e le tue soddisfazioni, e quindi ti auguro sempre di proseguire e che ci dai tante emozioni Lo continuamente. spero. E sì, sono sicura in questo, perché poi la determinazione ce l'hai, la bravura anche, sei arrivato fino adesso con il tuo impegno vai avanti, e come si dice nella vita l'importante è crederci e impegnarsi, e le cose si arrivano. Sperando sempre che questo periodo poi ci aiuti proprio il settore anche dello sport, perché è veramente importante, come a volte un po' sottovalutato, e quindi si spera di fare qualcosa di buono e che riesca a esserci qualcosa di buono, e di vederti sempre così come si vedono le mie spalle. E niente, io a sto punto ti saluto e grazie per Grazie. essere stato qua con noi. Grazie a voi. Saluto anche tutti coloro che ci stanno guardando. Un saluto anche a Alberto di Ca del Poggio, lo salutiamo. Salutiamo. Salutiamo Alberto, che tu lo conosci un pochettino, appena forse, vero? Poco poco. Poco poco. E niente, noi ci ritroviamo qui la prossima settimana, sempre su Veneto Club.